qui un altro volto. Ultimamente stanno avvenendo anche dei riconoscimenti, quindi abbiamo degli scontri anche. Questo è un signore con i baffi, questa è una sperimentazione personale fatta cattolica, un altro volto. Vedete come è variabile comunque la qualità, Guardate, questo è un uomo e guardate questo, questa è una donna, vedete che sembra avere un bracciale, la mano posta così, sembra avere un bracciale. Insomma, direi che faccio questa domanda sempre: vi sembrano macchie casuali? No. Io mi ci metto, guarda, mi metto in gioco, per carità. Poi sul PC, ribadisco, si vedono molto meglio. È importante cominciare a parlare anche attraverso fatti concreti, è fondamentale, perché siamo dinanzi comunque ad un grandissimo cambiamento. 10 anni fa non era possibile ottenere queste immagini, Io opero da 20 anni, quindi ho visto nel corso del tempo le variazioni sull'intensità di queste manifestazioni. Anche qui è anche un po' buio, però questo è un ragazzo. Ma è migliorata la strumentazione o sono aumentate? Allora, è vero che è stata migliorata anche la configurazione, ma più che altro è stato migliorato diciamo, adeguato all'esigenza personale il sistema, perché io mi sentivo più in accordo con determinati parametri, quindi con determinati tipi di luci, ad esempio. Quindi è sempre molto personale, parlando dei sistemi a livelli quantistici, che noi influenziamo effettivamente la struttura energetica della materia. Quindi nel corso del tempo c'è stata una miglioria della strumentazione, ma senza la chiave fondamentale che è la loro tecnologia noi non potremo nulla. Quindi se io avessi usato, per intenderci, la medesima tecnologia 10 anni fa, non avrei certamente avuto questi risultati. Questo è chiaro che però no, è insito nell'uomo cercare di capire, di comprendere secondo quello che è il pensiero meccanicistico, ok? Però è sbagliato sempre pensare in maniera meccanica, però è altresì vero che se io mi metto a prototipare qualcosa e lo faccio con l'intento di migliorare, comunque trasmetterò un altro tipo di energia e quindi anche l'energia si accorda meglio. È sempre così. Noi dobbiamo arrivare al punto di annullare la strumentazione e interconnetterci noi direttamente con l'altro universo. Questa è la realtà fondamentale. La vera ascensione, volevo dirlo dopo, lo dico adesso, la vera famosa, avete mai sentito parlare dell'ascensione planetaria? Sarebbe questa, cioè abbandonare fisicamente, sì, fisicamente, perché comunque anche lo spirito è fisica, è fatto di energia ma è sempre materia in maniera meno densa. Abbandonare quindi il corpo fisico e decidere di non fare più ritorno, non ce ne fregherà nulla, scusate il termine, di ritornare, e soprattutto non ci interesserà l'altro, non ci faremo più le domande, ma forse il mio corpo morirà. Niente, perché già avremo capito di essere qualcosa di più. Questo è fondamentale. Ovviamente è chiaro che il discorso detto adesso con i tempi che corrono non è che deve far pensare